popolare in Ticino. Credo che la maniera migliore per venire a vivere le processioni storiche sia quella del venirci il più possibile senza pregiudizi, non con un atteggiamento da spettatore semplicemente o da qualcuno che va a vedere un fenomeno da circo, tutto sommato, da lasciarsi sorprendere, colpire, da venire veramente libero dentro. Le processioni di Mendrisio non sono uno spettacolo, ma sono una testimonianza di fede di una comunità che attraverso i secoli non ha lasciato spegnere questa tradizione, e forse nel Ticino è un po' l'unica comunità che ha mantenuto vivo il ricordo della processione del Cristo morto e della Dolorata. Le processioni storiche furono introdotte a Mendrisio oltre 2 secoli fa ad opera dei padri serviti, che avevano il loro convento alla porta nord del borgo. Ancora oggi sono una tradizione profondamente radicata nella gente. Io l'ho recuperato più tardi, questo attaccamento alle processioni, quando sono venuto come arciprete nel borgo. A dire la verità, come prete ero scettico e quindi, come tanti miei confratelli, quando sentivano le processioni storiche, ridevano, come per dire, è una cosa popolare, di bassa lega. E poi, come un'esperienza, bisogna viverla. E ho cercato di viverla il meglio possibile, di mettermici dentro. Quindi qualcosa è cambiato in me, soprattutto ricordo la seconda edizione, nel 95. Vivevo anch'io un momento personale difficile per la malattia grave di un mio fratello e l'ho vissuta con maggiore intensità e forse ho capito un poco anche il perché le persone siano attirate e vengono a questa processione. Credo che le processioni di Mendrisio siano ancora capaci di diffondere un messaggio, di lanciare uno spunto di riflessione forte alla gente, anche all'uomo moderno. E il messaggio sicuramente è quello di una condivisione umana sul piano della sofferenza, del dolore, e quindi pone l'interrogativo in fondo anche sul senso della vita e sulla morte. Infatti la gente, mentre guarda il Cristo che cade al Giovedì Santo, oppure il Cristo morto, la Dolorata, va col pensiero alla propria vita, innanzitutto alle sue esperienze, alle proprie esperienze di fatica, di sofferenza e di dolore. C'è un'immedesimazione col dolore di Maria, che è madre, col dolore di Gesù, con la morte di Gesù, che è un figlio in fondo ucciso. Ecco, quindi si va a toccare i sentimenti più profondi, che è il tema della sofferenza e della morte. Però direi il messaggio è anche quello comunque della speranza, cioè una morte, una sofferenza che però è abbracciata da un immenso amore. Io credo che la gente, anche attraverso le processioni, si senta in qualche modo consolata e guardata con amore, attraverso anche la statua della Madre Addolorata, che comunque fa passare questo messaggio di un Dio vicino, presente, che condivide tutta la nostra vita, le gioie ma anche le fatiche e le sofferenze, illuminate quindi da una speranza. Un messaggio di speranza, quindi, trasmesso da un fiume di figuranti. In 200, il Giovedì Santo, ripresentano la Via Crucis e in 600, il Venerdì Santo, sfilano col Cristo morto. In antico, il Cristo del giovedì era un peccatore che espiava i suoi peccati. Oggi è diverso, ma il coinvolgimento non per questo è meno forte. Quando feci il Cristo, ricordo due flash in particolare di quella processione. Appena uscito dalla chiesa di San Giovanni, quindi nel momento in cui il Cristo appare, ecco, persone che si inginocchiavano e si segnavano. È impressionante perché ti ritrovi nel ruolo ancora di più, perché capisci che devi proprio fare il ruolo e quindi ti fa cadere più pesantemente, ti fa portare la croce magari mettendo i piedi là dove ci sono i sassi, penso alla ghiaia dei Cappuccini. Ecco, c'è un coinvolgimento che dà la folla che non ci si attende. Forse se c'è una scena chiave nei commenti dopo aver fatto la processione, questa è capitata a casa mia con mia figlia più grande,
e quella sera faceva parte del gruppo delle piccole ebree. Allora le piccole ebree raggiungevano ancora il Cristo, oggi non succede più, ma allora lo raggiungevano ancora e proprio veniva lì, io la vedevo sotto la mia faccia e gridava a morte, a morte! No? E dovevo nascondermi perché non doveva riconoscermi, ma lì si è veramente truccati con la corona di spine, per cui ecco, mia figlia che allora aveva 10 anni, a casa era quasi piangente e mi chiedeva: ma è vero che eri te papà? Perché ti avrei protetto altrimenti. Ecco, è stata una scena bellissima questa. E quando si conclude, l'altra preoccupazione è, ecco, ce l'ho fatta, ho rappresentato degnamente la Via Crucis, ho svolto degnamente il ruolo che mi è stato affidato, c'è veramente il senso dell'impegno. Ecco, poi arrivano le persone: bravo, ce l'hai fatta, sei caduto bene, uno si guarda alle ginocchia e si rende conto che è caduto bene perché sono tumefatte. Nei giorni dopo si comprende un po' l'esperienza. Osservando all'interno della processione, quella del venerdì, con un occhio anche attento, le persone che sono assiepate lungo le vie, sono centinaia, anche alcune migliaia, noto che comunque la persona che magari è un po' indifferente o probabilmente o lontana dalla fede o dalla vita della Chiesa ha conservato dentro, diciamo, un filo rosso, un contatto col divino. Poi è difficile giudicare le persone, che emerge in questa occasione. Cioè anche attraverso una processione di questo tipo si risveglia quel seme che probabilmente è stato seminato, forse viene dai genitori, dai nonni, e se quindi le processioni rendono anche questo servizio, mi pare che non siano sprecate, anzi fanno parte di quell'impegno che la Chiesa ha di evangelizzazione, di testimoniare comunque l'amore di un Dio vicino anche all'uomo d'oggi. I volti dei bambini che sfilano, ad esempio il giovedì santo, soprattutto il venerdì santo, sono ormai anche volti colorati, sono anche di altre nazioni, perché comunque i bambini vengono, tra virgolette, reclutati direttamente a scuola. C'è il nostro Mario che ha questa bella esperienza, gira nelle scuole, parla di queste processioni, si fa un po' più fatica, dobbiamo ammetterlo che in questi ultimi anni si fa più fatica. I ragazzi, è vero, sembrano non avere più radici, non avere più memoria, devono essere motivati. Si riesce ancora comunque a spiegare, a trasmettere, a contagiare, pur nella maggiore difficoltà oggi rispetto forse a un tempo. La forza spirituale delle processioni di Mendrisio sgorga però non solo dai figuranti, ma anche dall'atmosfera emotiva creata dai caratteristici trasparenti. Appesi tra le vie o portati in processione, il venerdì, rendono l'evento di Mendrisio unico al mondo. La cosa interessante secondo me è il fatto della rappresentazione dei soggetti, che cerca di dare una spiegazione comprensibile a tutti, no? in un ambiente magico dato dall'unica luce presente nelle vie del borgo, che sono appunto i trasparenti illuminati, e mandano un messaggio diretto, semplice, no? Comprensibile anche alle persone di poca istruzione, proprio grazie a un trattamento dei soggetti, diciamo così, a una realizzazione dei soggetti molto, direi, sentimentale, anche se il termine non mi piace, ma che punta proprio a una rappresentazione del dolore, della tristezza, ma diretto, senza mediazioni filosofiche o grandi spiegazioni teologiche, così. I messaggi sono chiari, i personaggi possono rappresentare la popolazione di quell'epoca, no? Non ci sono mai riferimenti alti, così, per cui il loro messaggio è chiaramente comprensibile e diretto, e questo viene chiaramente anche aiutato da questo aspetto un po' suggestivo, diciamo così, dell'illuminazione da dietro, che chiaramente ha un effetto molto evidente. Dobbiamo essere capaci di mantenere questo impegno per questa tradizione, in un'era in cui si globalizza tutto, si fanno anche le aggregazioni. Ecco, ci può essere il rischio delle concentrazioni urbane, ci può essere il rischio di valutare le cose solamente nelle entità macroscopiche,
e c'è il rischio di perdere quelle che sono le attenzioni storiche delle comunità, anche le attenzioni religiose. Ecco, l'impegno deve essere totale per l'amministrazione comunale nel tutelare le processioni e nel tutelare tutto quel patrimonio artistico che ruota attorno alle processioni. Le ultime opere d'arte realizzate con questa tecnica, a parte qualche caso raro, diciamo così, sono degli anni 80, anni 70, anni 80, gli unici artisti contemporanei moderni, diciamo così, che si sono cimentati con quest'opere, ormai a parte mio padre sono morti tutti, citerei Macconi, Gino Macconi o i Bolzani, ecco, che loro hanno realizzato delle opere in trasparente, però dopo di lì non c'è stato più forse un interesse culturale da parte degli artisti moderni di cimentarsi con queste opere che tra l'altro sono molto difficili da realizzare, perché non è che si dipinge come un qualunque altro dipinto ad olio. Rischiamo nel giro di pochi anni di non avere più trasparenti nuovi. E questo è un problema perché pian pianino quelli vecchi li ricoveriamo al museo perché non possono più essere esposti e non sappiamo con cosa sostituirli. Siamo costretti a fare delle foto. Facciamo delle foto che stampiamo su tela e poi esponiamo quelle, ma chiaramente secondo me non è una scelta, ecco, è solo un ripiego. Ecco. E purtroppo non ci sono artisti forse che vogliono cimentarsi con soggetti di tipo religioso. E questo secondo me è un peccato perché il 90% dell'arte occidentale è sempre stata di soggetto religioso, gli artisti hanno potuto esprimere la loro libertà pur rimanendo nei canoni di un soggetto religioso e adesso probabilmente questa volontà non c'è più. In passato, penso tra gli anni 80 e 90, si discusse molto se aprire nel territorio dei nuovi percorsi da rappresentare con i trasparenti, con i lampioni, con delle porte. E lì purtroppo la discussione si focalizzò sulla natura dell'intervento, quindi arte figurativa, arte espressiva, e veramente ci furono discussioni accese, a testimonianza di quanto stava a cuore il tema, ma il problema è che non se ne venne a una e si bruciarono un po' di buone volontà. Ora credo che possa essere giunto il momento per poter riaprire questo discorso, anche perché come comune siamo strutturati per poter accogliere questa nuova possibilità di sviluppo. Le processioni storiche si sono sempre rinnovate nei secoli, coinvolgendo linguaggi artistici in evoluzione. Perché allora non indire oggi un concorso artistico internazionale che rilanci in chiave moderna la tecnica dei trasparenti? Detto così, io ci provo ogni tanto a proporlo, però la cosa non è così semplice perché bisognerebbe fare prima un corso su come si dipingono i trasparenti e poi vedere se qualcuno sarebbe veramente in grado di farlo. Ecco. Ripeto, io sono a disposizione, insegno a chiunque voglia imparare questa tecnica, sono disposto ad insegnargliela, purché realizzi un'opera che poi a Mendrisio si può esporre. Una cosa è certa, Mendrisio continuerà ancora per molto tempo a trasmettere il messaggio delle processioni, fino a quando almeno così tanta gente le vivrà come specchio dell'anima. E su queste immagini mi congedo da voi cari amici di Strada Regina che ci seguite ogni sabato, formulando tutti gli auguri di buona Pasqua. Settimana prossima avremo ospite in studio il vescovo Peter Enrici, già ausiliare a Zurigo, che ci parlerà di mass media ma anche dell'attualità della Svizzera e delle sue sfide. Arrivederci.